Lara Gut Berami vince il gigante dei mondiali di Cortina 2021, completando così una settimana pazzesca per lei che si era inaugurata con la vittoria nel Super G e che era poi perseguita con anche la medaglia in discesa. Sul podio, insieme a lei, l'americana Mikaela Shiffrin e Katharina Linsberger, austriaca, già entrambe sul podio in questa manifestazione. Prosegue l'evento pazzesco che stanno portando avanti Austria e Svizzera, prosegue anche il momento d'oro di Mikaela Shiffrin, che per soli 2 centesimi per oggi ha mancato l'oro. Siamo certi che, per quanto contenta di una medaglia, quei 2 centesimi le resteranno un pochettino sullo stomaco. Benvenuti a Casa Veneto, Studio Cortina 2021, anche oggi tanti ospiti, anche oggi tante cose da raccontare. Non possiamo non partire dalla gara. È stata una gara molto emozionante, un gigante tra i più belli delle ultime stagioni, concluso veramente al cardiopalma. Abbiamo ricordato la vittoria della Berami. Mikaela Shiffrin non riesce, ultima a scendere dopo la prima manche straordinaria, a passarle avanti per soltanto 2 centesimi, dopo una gara veramente accorta e molto precisa. Terza, l'austriaca Linsberger, che aveva condiviso con la nostra Marta Bassino l'oro nel gigante parallelo. Marta Bassino che non è riuscita oggi a ripetersi, troppi errori di linea nella prima manche, e una seconda manche all'attacco non è comunque bastata per avvicinarsi alle migliori. Quarta chiude Alice Robinson, giovanissima neozelandese, che quinta nella prima manche fa un recupero pazzesco nella seconda, sembra quasi prendere a cazzotti l'Olimpia, veramente con uno stile irrompente proprio a livello di ritmo, ma non le basta per salire sul podio. Ne parliamo con un ospite speciale, un ospite che avete chiesto a gran voce che tornasse, sono contento che ha accettato. Diamo il bentornato a Peter Phil. Ciao Giacomo, tutto bene? Io sto bene, tu come stai? Ti vedo all'aperto, quindi stai meglio di noi. Sì, sono a Treviso, facciamo le gare di Coppa Europa, cioè FIS e poi Coppa Europa, e anche oggi abbiamo fatto una gara qua. Bene, allora Peter, io comincerei con un piccolo passaggio sulla gara di oggi, non tanto sulla gara ma sulle protagoniste. Lara Gut Berami vince il gigante, non sembrava la sua gara, diciamo, principe, sicuramente più una specialista del Super G, però dimostra di essere veramente in condizioni pazzesche, perché da questo mondiale si porta a casa 3 medaglie in 3 gare comunque molto diverse tra loro. Assolutamente, però si vede che proprio sta vivendo un momento molto buono, cioè la neve gli piace ed era molto efficace, molto in fiducia, logicamente con già 2 medaglie, è partita sicuramente all'attacco e diciamo l'ha fatto vedere quello che vale. Ricordiamo che comunque quest'anno già in tutti i giganti è andata molto forte, ha fatto vedere che comunque è tornata. E io sono anche contento perché è comunque una grande campionessa che ha fatto un po' fatica negli ultimi anni, però adesso si è veramente ripresa, si è fatto vedere cosa vale. E quello è sempre bello quando uno torna e combatte, lavora e poi raggiunge questi obiettivi qua. Sicuramente è un profilo, scusami, c'è stato un piccolo delay, sicuramente è un profilo che fa bene al mondo dello sci, è chiaramente una campionessa che è tornata su alti livelli, e sicuramente rivederla in alto dà anche una bella, diciamo, una bella sterzata in più ulteriore a quelle che sono le ambizioni svizzere. E mi ricollega a una cosa che hai detto tu, che mi incuriosisce molto. Hai detto, quando parti, che hai già vinto 2 medaglie, un po' di leggerezza probabilmente c'è in più per provare a fare quel passetto in più. Ecco, nella tua esperienza, tu che hai fatto tantissime gare, vinto tanto, quanto aiuta mentalmente aver rotto il ghiaccio con le proprie aspettative? Aiuta tantissimo, perché alla fine, diciamo, hai già raggiunto qualcosa, la prima pressione, come per esempio per lei per il Super G, era passato perché lì sicuramente sentiva un po' di pressione addosso, poi ha fatto anche le medaglie in discesa e così lei aveva già fatto diciamo il suo, se non di più anche, e allora oggi poteva veramente partire senza scrupoli, poteva attaccare a tutta e si vede che gli ha fatto bene, cioè alla fine è andata veramente molto forte e magari anche in condizioni gli piacciono tanto quelli che sono stati. E il tracciato sicuramente, cioè il pendio non è difficilissimo, ci sono tanti cambi di pendenza, però diciamo non è ripidissimo ed è stata veramente brava a collegare le curve e a portare giù la velocità. Assolutamente. C'è un episodio della tua carriera in cui ti ricordi
che mentalmente aver rotto il ghiaccio con una manifestazione importante poi ti ha aiutato ad andare dove volevi andare? Beh, per me sicuramente un fatto così è la vittoria della prima Coppa di discesa. Cioè, vincerla una volta vuol dire che comunque sapevo cosa dovevo fare per vincerla e diciamo, potevo giocare la seconda e sono andato a prendermela. Non avevo, cioè, se non andava bene così, però lì veramente mi ha aiutato un po' l'esperienza dell'anno prima. Senza dubbio. Hai citato ovviamente la discesa, la tua specialità, gare veloci. Approfittiamo della tua presenza, che da grande conoscitore di questa materia, per fare un passetto indietro. Fine settimana scorso si chiudono tutte le specialità della velocità, Super G e discese. Abbiamo avuto questa piccola delusione, che possiamo chiamarla così, perché un Dominic è arrivato proprio a un passo dal podio. Come hai visto tu le due discese, maschile e femminile? Cosa e chi ti è piaciuto, cosa e chi non ti è piaciuto? Mi è piaciuto, un po' meno piaciuto mi ha un po' la tracciatura della discesa. Ci sono state un po' di polemiche e sicuramente, parlo dei maschi, e sicuramente non era facile. Ma alla fine quello che si è adattato meglio era, diciamo, ha vinto. Mi è piaciuto moltissimo che Kriechmeier, che quest'anno ha fatto un po' fatica nella discesa, lì anche con la vittoria in Super G è riuscito comunque a buttarsi giù a tutta e ha rischiato tanto e gli è andata bene. Cioè, sono molto contento per lui perché secondo me lui è uno dei sciatori più forti attualmente e va bene che ha vinto. Anche per Sander che è arrivato secondo, lui era sempre un po' nell'ombra di Dressen e anche di Ferstel negli anni passati, anche se lui era magari quello che li ha portati lì, che era un po' il leader della squadra, gli altri l'hanno sorpassato un po' e adesso diciamo era lui quello che ha fatto la medaglia e per quello sono molto contento per lui perché è anche un grande amico e poi sì, cioè, alla fine penso che la discesa in sé è stata comunque una gara bella ma molto combattuta. Foyt che è arrivato terzo, che è sicuramente il più forte negli ultimi anni e che io avevo puntato sul primo posto, lui comunque ha fatto vedere la sua classe e ha fatto la sua gara. Mi dispiace tanto per Dom perché sicuramente è in ottima forma di nuovo, infatti è lì quarto con un ripido che diciamo non l'ha fatto bene, non l'ha interpretato bene, ha tolto un po' troppo sopra, aveva magari un po' troppo rispetto nelle prime del muro e sotto e sopra ha fatto comunque vedere quanto forte è. Diciamo, per quello sono contento perché comunque bisogna ricordarsi che lui arriva comunque da un infortunio e sta facendo vedere delle belle cose quest'anno. Peccato che lì diciamo gli ha mancato quella fiducia di sciarle veramente alla grande quelle 2 o 3 porte nel muro e lì sicuramente poteva far medaglia. Anche in Europa ha lasciato molto bene, sicuramente non è ancora a livello di Paris, però ha fatto vedere comunque delle bellissime cose nelle ultime gare e diciamo loro hanno fatto il loro, ci vuole anche un po' di fortuna ogni tanto in queste gare qua. No, è vero, è Sulla vero. discesa femminile invece devo dire che mi aspettavo una gara veramente molto diciamo stretta perché la pista la conoscono tutti, la pista è bella, dove si può veramente attaccare e così è stato. Cioè, lì secondo me ha vinto ha vinto la Sutter, però lei negli ultimi anni adesso è andata veramente forte e si è confermato, anche se magari quest'anno non è ancora riuscita ad andare fortissima, però è giusto che lei è andata a Anche vincere perché quella gara quest'anno lì. c'è sempre Sofia davanti fino a questi mondiali. Cioè, Corinne il suo lo faceva, però era sempre seconda, terza, seconda. Comunque essere così continue non è facile comunque. No, assolutamente. Cioè, come hai detto tu adesso della Goggia, mi dispiace tantissimo che lei non è potuta essere lì, ma come mi dispiace tantissimo anche oggi il gigante, che la Marta, ma anche la Federica, che non sono riusciti a far vedere quello che valgono. Quello mi dispiace tanto perché ci ho creduto tanto, soprattutto nel gigante femminile.
Assolutamente. Prima di fare un passaggio su Marta e Federica, che ovviamente è obbligato e va fatto e bisogna ragionarci, vorrei collegarmi a un'altra cosa che hai detto tu, che penso sia un'occasione unica averti qui e quindi ne approfitterei, ed è quella della tracciatura. Sicuramente in discesa Inner ha fatto una bella zampata dopo un Super G, diciamo, sotto le sue aspettative. Domme, come ricordavi giustamente tu, nella parte finale ha dimostrato di essere velocissimo, ha recuperato 7 decimi, 8 decimi nell'ultimo terzo, diciamo, di gara. C'è stata questa, diciamo, discussione aperta sulla tracciatura. Ecco, vorrei capire da te quanto è importante, giustamente parlando dell'Olimpia delle Tofane, hai detto la conoscono tutti, fa la differenza, perché il discesista deve conoscere la montagna e la pista che va ad affrontare. Ecco, quanto è importante per un discesista aver provato quella pista più volte per potersi lanciare a quelle velocità? Beh, penso che questo giro qua sarebbe stato forse meglio se noi italiani potevamo andare lì e allenarci un po' di volte, così almeno il tracciatore sapeva come tracciare. Infatti era un po' spaventato Trinkel, che è il tracciatore del Super G, che si arrivava un po' troppo veloce sul salto vertigine e si saltava giù troppo, e per quello ha messo qualche tornante prima, e quello non era tanto bello, ma ha fatto, cioè, non se la sentiva magari di lasciarla andare di più, perché poteva diventare pericoloso, e per quello ho fatto questa scelta qua. Sicuramente avrebbe fatto meno fatica se prima noi, diciamo, i miei colleghi potevano andare lì a provare la pista, ma quello purtroppo non potevano farlo, e allora, diciamo, è uscito quello che è uscito. L'azione necessaria, Ma diciamo. sì, perché noi quando abbiamo fatto i campionati italiani là, diciamo, Guidoni aveva tracciato una discesa bella, che era molto bella da sciare, ed era tracciata diversa. Però la prima intenzione di Trinkel era di tracciare così, ma alla fine non se la sentiva. Peccato, però, diciamo, comunque sono state delle gare bellissime, perché la pista era preparata molto bene, cioè il tempo era bellissimo, che magari all'inizio non C'era il era dubbio, perfetto, e penso che alla fine comunque sono stati delle gare bellissime fino adesso. Capitolo azzurre, io voglio proprio approfittare di te, so che mi perdonerai, perché tu col tuo passato da atleta riesci a cogliere anche delle sfumature che vanno oltre l'essere, magari avere un approccio giornalistico, no? Perché tu sai che cosa si prova. E oggi le due azzurre, Marta, abbiamo detto, lontano dalle migliori, Federica che aggredisce e esce, sbaglia la gara e non arriva a compimento la sua prova. La mia percezione che ho avuto, ma chiedo anche a te in generale come si vivono questi momenti, è che Marta mi è sembrata un po' leggera dopo l'oro in parallelo, quindi quasi un po' troppo leggera, mentre invece Federica mi è sembrata proprio essere un po' schiacciata dalla pressione di questo risultato che non arriva dopo una stagione storica. Mi è sembrata un po' in difficoltà emotiva, non so a te in generale. Ma ti devo dire la verità, non lo so esattamente, perché, cioè, dovrei essere lì, dovrei parlare con loro, però da fuori mi sembra quasi che la Federica si sta subendo un po', diciamo, che non gira tanto, che non ha tanta fortuna, però è un po' così, cioè, lo sport è così. E invece con la Marta io pensavo che proprio la medaglia gli dà una mano per il gigante di oggi. Però come per esempio la Gut, che ha vinto il suo Super G dopo aver vinto comunque quasi tutti i Super G prima, oggi, cioè, non è una situazione facile. Lei è riuscita e oggi purtroppo la Marta non è riuscita. Diciamo, c'è tanta pressione. Poi bisogna anche ricordare che i mondiali sono in casa, e comunque la gente si aspettava quasi la medaglia, no? Anche perché l'ha fatta il giorno prima, e non è facile, cioè, in quei momenti lì c'è tanta pressione addosso, e bisogna veramente, diciamo, sì, diciamo, è difficile, cioè, non è da spiegare, bisogna trovarsi in quel modo lì, in quella situazione lì, poi magari si capisce, però, cioè, io penso che ci hanno fatto vedere talmente belle cose queste ragazze qua quest'anno, ma anche gli anni passati, che, cioè, ci divertiremo ancora con loro. Credito ne hanno di sicuro. Ma Infatti, bisogna vedere le cose positive di loro, e io, diciamo, loro fanno vivere la gente a casa, lo sci, li fanno arrivare davanti alla televisione, e quella è la cosa importante. Poi ci sta che magari una gara non va bene, perché quest'anno non è mai sceso dal podio,
in gigante, e Sì. per quello mi dispiace tanto, se lo meritava assolutamente. Assolutamente. C'è un tuo ricordo personale invece di una volta in cui la pressione ha giocato a te un brutto scherzo, che li avrà tirati pure a te, immagino, qualche brutto scherzo qua e là. Ma certo, ma quello succede spesso, quando vai forte in prova e poi ti aspetti veramente una gara alla grande e invece dai il cuore, diciamo, in quella gara lì e poi non riesci. Cioè, sono situazioni che bisogna comunque passare e si impara. Poi quante volte hai il mondiale in casa? Quante volte arrivi lì da favorito? L'ultimo era 16 anni fa, Cioè, quindi l'ho fatto io. Infatti io non sono riuscito a farne due, però diciamo non è facile, non è assolutamente facile. Ci sono caratteri che, diciamo, con situazioni così crescono, diventano ancora più forti, e altri magari fanno un po' fatica. Non vuol dire che sono caratteri non forti, perché comunque abbiamo visto quest'anno la Marta che era in testa alla prima manche e ha vinto. Cioè, non è che fino a quest'anno ha vinto tantissime gare, cioè, quest'anno è diventata veramente fortissima e una bella continuità. Cioè, bisogna crescere e bisogna imparare in ogni situazione. E penso che ai prossimi mondiali, se arriva ancora lì come favorita, penso che sarà già un periodo diverso. In più, non saranno poi neanche a casa e magari quella pressione lì, diciamo, è via. sicuramente un po' di equilibrio nei giudizi aiuterebbe, mi pare di capirlo dalle tue parole, perché effettivamente ci aspettiamo sempre tanto, loro effettivamente fanno tanto, una gara sbagliata o comunque non al meglio in un contesto così sembra molto più, diciamo, grave o molto più impattante di quello che in realtà è, perché la loro stagione, in particolare quella di Marta, in gigante quest'anno pazzesca, resta eccellente. Il mondiale a cui ti riferivi è Bormio 2005, cosa ti ricorda? Raccontaci un ricordo di quel mondiale lì. Che erano delle gare veramente dure, perché Bormio è sempre dura, sbatte tantissimo, è faticoso, poca visibilità, ed erano gare belle, però molto faticose. Bene, allora, ultima domanda, poi ti liberiamo, sei stato fin troppo gentile. Mancano le ultime 3 gare, mancano le prove tecniche maschili, a parte il gigante femminile già fatto, quindi abbiamo 2 slalom e il gigante maschile. Cosa ti aspetti di vedere? Cosa guarderai con più curiosità in queste 3 gare? Non so, la sfida Vlova Schifrin, gli italiani, cosa ti aspetti proprio di guardare in TV con piacere? Beh, sicuramente cioè, saranno delle gare molto interessanti e in ogni gara ci sono veramente tanti che possono andare forte. Cioè, per esempio lo slalom maschile, ci sono tantissimi che possono andare forte e quello sarà una battaglia unica. Chi sarà quello che sbaglia meno andrà a vincere, perché alla fine si butteranno giù come dei matti per andare forte come lo fanno in slalom, diciamo lì sarà una battaglia unica. Poi è una pista un po' nuova che non conosce quasi nessuno, ed è interessante anche lì come saranno le condizioni, come sarà il meteo, perché arriva un po' di caldo e magari cambiano un po' le condizioni. Vediamo, io spero che comunque gli italiani possano fare bene e magari sorprendere un po'. Adesso arrivano le gare dove non siamo più tanto favoriti e magari proprio in quel momento lì possiamo fare bene. Io lo spero, perché cioè, va bene una medaglia, però ci meritavamo sicuramente di più. Perché no? Adesso in slalom è gigante e in slalom femminile. Effettivamente lo slalom quest'anno. Slalom femminile penso che sarà difficile. Slalom femminile è difficile, però nel maschile il buon Alex Vinazzer dà sempre la percezione di essere a un centesimo da fare l'euro famoso, no? Sembra sempre lì, pronto per esplodere. Quest'anno stagione, come hai detto tu, apertissima, tanti vincitori diversi. Sia mai che la volta buona sia proprio ai mondiali, chissà. Si è bloccato Peter. Va bene, si è bloccato. Se ci senti, ci senti? Ok. Io mi sento ancora. Ok, prego. Ti abbiamo perso per un secondo, sembrava che ti avessi lasciato senza parole. No, anche Alex così sicuramente è una situazione difficile, perché è partito molto molto forte e poi poi non è più riuscito a confermarsi, cioè a andare avanti, ha perso un po' di fiducia. C'è sicuramente un pelino meno di attenzione adesso su di lui e magari proprio adesso arriva di nuovo l'Exploit e può far bene, cioè in ogni gara lui può far bene, però vediamo. Poi abbiamo sicuramente anche il mio coetaneo Manfred che può andare forte. Abbiamo Grossi, abbiamo anche Razzo. Razzo è sempre pronto per una sorpresa, non si sa mai, soprattutto l'ultima gara
importante che ha vinto, erano comunque condizioni molto primaverili, e magari anche adesso cambia un po' il tempo e magari arriva la neve un po' più soffice e potrebbe piacere a lui. Vediamo. Speriamo, incrociamo le dita. Peter, grazie mille di essere stato con noi e grazie come sempre delle tue storie, dei tuoi racconti e di questo sguardo sullo sci dall'interno che è molto piacevole da ascoltare. E niente, Ci sentiamo presto. vi saluto. Grazie mille, Ok. Peter. Ciao. Ciao, ciao. E noi non ci fermiamo neanche un secondo, passiamo a un nuovo ospite che arriva secondo, ma arrivare secondi a Peter Phil l'hanno fatto in tanti, per cui diciamo che ci sta. Ci può stare. Ci può stare Assolutamente. ampiamente. Diamo il benvenuto a Nicola De Mattia, CEO di Targa Telematics. Benvenuto. Grazie, buonasera a tutti. Allora, io starei un attimo sul tema sci, perché mi sembra chiaramente, oggi abbiamo visto il gigante femminile, quarta arriva Alice Robinson e vedo che sul suo berrettone c'è Targa Telematics. E una domanda che mi faccio, mi viene proprio spontanea, è da dove nasce questa passione, questa vocazione per lo sport dell'azienda? Ma innanzitutto l'azienda è una storia un po' lunga che sarebbe inutile qui ricordare per intero, ma nasce su una pista da sci. Grazie a degli agonisti che si trovano, condividono un'idea, fanno partire un'azienda e dopo molti anni questa azienda cresce, decide di ingaggiare dei testimonial che la rappresentino e perché non iniziare dall'ambiente che si conosce un po' meglio. E quindi diciamo che abbiamo seguito la nostra filosofia, ovvero quella di non puntare su atleti già vincenti, già molto conosciuti, ma un po' che è quello che è nella nostra indole. Noi abbiamo un team molto giovane che sviluppa software, ci piace scoprire i talenti, farli crescere, farli affermare, così nella vita professionale, così abbiamo fatto anche nello sport. Quindi abbiamo iniziato a selezionare diciamo degli atleti sicuramente di grande talento, di grande futuro e che vogliamo accompagnare verso quella che è la loro carriera professionistica con sicuramente i loro obiettivi ambiziosi. Cioè, quello di Alice è un cavallo sicuramente puro sangue, poi io ho avuto anche piacere di incontrarla, come sicuramente voi, ha questo carattere molto esuberante che veramente te la fa benvolere immediatamente. Io però sono appassionatissimo di storie anche aziendali, quindi hai detto una storia lunga, non ti chiedo tutta, però almeno l'origine, perché qual è il mito fondativo? Perché partire dalle montagne e arrivare a questo c'è tanta strada in mezzo. Ma allora, sostanzialmente eravamo due agonisti abbastanza scarsi che per questioni di punteggi fisi partivano a ridosso in quell'anno e seggio via dopo seggio via durante la stagione abbiamo iniziato a condividere la nostra passione comune per il software, per le nuove tecnologie, si parla di fine anni 90 e quindi si era un po' agli albori di questo tipo di tematiche. E è nata un'idea, l'abbiamo costruita, fatta crescere insieme, abbiamo cercato i finanziatori in un fondo di venture capital e ci siamo riusciti e l'azienda è partita, adesso ha 22 anni, è un po' più grande di prima, a me piace dire meno piccola, però insomma siamo circa 200 persone, abbiamo sedi in parecchi paesi europei e anche per questo abbiamo pensato di creare un team di atleti internazionale, non solo appunto... Per essere sul mercato in generale, diciamo globale. Sì, anche devo dirti che non volevamo porci limiti, nel senso che tu hai ricordato che Alice è una ragazza molto solare, molto simpatica, ma in realtà ti faremo conoscere magari anche gli altri, sono tutti un po' così. Sono ragazzi che hanno una sana, genuina passione per lo sci e per la montagna e appunto la loro diciamo, attività professionistica non contamina o non rovina questo approccio comunque allo sport. No, E questo ci piace moltissimo e non c'è grossa occasione di stare insieme perché loro viaggiano in continuazione e poi in particolare quest'anno sono chiusi dentro alle bolle per cui i contatti sono molto difficili, però quando vengono a trovarci per festeggiare qualcosa è sempre piacevolissimo. Certo, tra l'altro ti racconto questo piccolo aneddoto, quando ho intervistato Alice, la prima, proprio per fare diciamo, sostegno alla tua tesi, quando ho incontrato Alice la prima volta mi ha raccontato di una partita di rugby, proprio perché ha questo approccio no, allo sport a 360 gradi proprio come cultura e come trasmissione di valori che non è solo su carta ma è una realtà. Ma guarda, ti posso fare anche tanti altri esempi, un altro atleta della squadra è River Radamus, che è un talento pazzesco, dove deve ancora esprimersi appieno per il semplice fatto che negli uomini ci vuole un po' più di tempo per scalare diciamo, i ranking.
però tecnicamente forse l'avrete Nel visto parallelo. nel parallelo, se non aveva la sfortuna di partire nei quarti dalla parte sbagliata, forse una medaglia se la giocava. Lo vedremo domani in azione ed è un ragazzo che ama fare ancora neve fresca, fare i trick, cioè non sembra quasi un professionista, è proprio per determinazione sì, ma per la passione che ha pura nello sport è veramente ancora quella Un'ispirazione. di un ragazzo. Che poi fondamentalmente, questo è un tema poi dopo magari da trattare dopo davanti a un prosecco, perché sennò poi sbrodoliamo troppo, però Troppo. effettivamente quando si guarda questi atleti si tende a non ricordarsi che sono ragazzi, perché li si vede fare cose talmente grandi e poi dopo li vedi semplicemente cercare il divertimento e lo sfogo perché sono ragazzi comunque di 20 anni, 25. Guarda, io mi diverto a selezionarli, a sceglierli, non dico scoprirli perché si scoprono da soli questi talenti qua, non facciamo assolutamente nulla, però magari di vederli un po' prima. Cerco sempre di dare grande attenzione al fatto che sono molto giovani, quindi è chiaro che li mettiamo sotto contratto, ma con grande delicatezza nel non richiedere da subito risultati, anzi neanche dopo, cioè di lasciarli tranquilli perché devono crescere con i loro tempi. La pressione è la peggiore nemica, soprattutto quando sono molto giovani, dei grandi risultati. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. E andando un pochettino più nel dettaglio invece del core business, no, finiamo col parlare solo di sci che per me va benissimo. Ma Però... anche per me, a dire No, la no. verità. No, però un tema che secondo me è proprio rilevante per via della vostra storia, no? Più di 20 anni, una storia lunga. In queste 2 settimane ho avuto il piacere di incontrare tante avventure aziendali che hanno raccontato la loro visione, dove sono partiti e alcuni temi ritornano, chiaro, sostenibilità ritorna. Tra quelli che ritornano c'è sicuramente mobilità, c'è sicuramente tecnologia e c'è sicuramente digitalizzazione. Mi sembrano tutte parole chiave anche di quello che fate voi. Ecco, però voi lo fate da 20 anni, quindi c'è anche una retrospettiva. Come sono cambiati, diciamo, i rapporti tra questi 3 elementi da quando tu hai cominciato a oggi? Diciamo che quando siamo partiti noi siamo partiti molto lunghi, molto in anticipo e quindi chiaramente parlare di queste tematiche era cercare di predicare un po' nel deserto all'epoca. Adesso c'è un'attenzione e una convergenza di interessi e di investimenti sia da parte del pubblico sia da parte del settore privato che sta consolidando questi trend e che sta cambiando in realtà quello che dicevi tu, l'approccio alla mobilità, l'approccio ai mezzi di trasporto e quindi tutto in una logica di sostenibilità e di attenzione all'ambiente. Quello che facciamo noi è chiaramente con le nostre tecnologie quello di cercare di coniugare la sostenibilità ambientale con la sostenibilità economica. Questo è molto importante perché perseguire semplicemente obiettivi di sostenibilità dove però le aziende o i privati non sono costretti a metterci del loro ha una strada corta. Viceversa deve essere vantaggioso perseguire questi obiettivi virtuosi. Se si riesce a coniugare queste due cose vinceremo la partita. Non ho nessun dubbio. E la mia ultima domanda è un po' pruriginosa, ma sono fatto così, quindi porta pazienza. No, sicuramente gli ultimi 2 anni ci hanno messo di fronte a tante sfide che non avremmo mai immaginato di dover affrontare. La mobilità, come tutto il resto, chiaramente ha dovuto reinventarsi o reinventare delle parti di sé, del suo rapporto con l'esterno. Mi chiedo, per concludere, quali sono state le principali sfide che avete dovuto affrontare in questo senso, in questi anni di Covid, tuttora in atto potremmo dire, e secondo te quali sono queste conquiste, questi cambiamenti che potremmo comunque pensare di portarci in futuro anche quando il Covid magari non ci sarà più, cosa che ci auguriamo tutti? Ma guarda, potrà sembrare strano, ma per noi che viviamo un po' al di dentro di questo mondo, il Covid non è stato un elemento di cambiamento, ma un semplice grande acceleratore. Cioè i trend di cambiamento della mobilità con lo sharing, con la mobilità elettrica, erano già trend molto identificati, molto presenti prima. È chiaro che periodi come questi, in cui succede qualcosa di inaspettato e che cambia qualsiasi tipo di nostra abitudine, spesso accelera quanto era già stato seminato prima. Mi ricorda un po' l'industria bellica il tuo discorso, che comunque storicamente è sempre stato un grande motore, senza scomodare ovviamente. Tutti i traumi o elementi di discontinuità spesso non significa che cambi il paradigma e si smetta di fare quello che si faceva prima. A volte magari, diciamo, cavalcando lo stesso tipo di percorso si accelera
e magari le cose si rischia di farle anche meglio, perché magari di fronte, esatto, a delle necessità nuove, a degli stimoli nuovi, magari a delle sfide anche più dure, la risposta magari è addirittura migliore. Certo, e che cosa ci porteremo dietro secondo te di queste novità? C'è qualche cosa che secondo te non smetteremo di fare anche quando torneremo a una normalità più conviviale, più aperta? Non so come descriverla. Tanti modi ci sarebbero per Ma descriverla. guarda, più che per la mobilità, io mi riferisco in generale all'attività professionale. Si abusa un po' del termine smart working. In realtà è in maniera sbagliata, perché lo smart working significa associare all'attività normale in presenza qualche flessibilità per fare delle attività da remoto. In realtà questo è remote working, cioè sto sempre... Ho messo l'ufficio in ho casa. messo l'ufficio in Cioè, casa e lavoro da lì. Io non credo molto che il remote working nel medio-lungo periodo porti dei vantaggi e un'efficienza maggiore, al contrario. Io penso che le perdite in termini di produttività, di creatività, di quello che alla fine un'azienda deve essere come elemento di collezione, no? Di idee, di sinapsi, di quello che ne deriva. Quindi io non vedo l'ora di tornare alle attività professionali in presenza, perché le ritengo molto importanti. ma sicuramente è stata fatta un po' di confusione terminologica, perché chiaramente lo smart working, come ti riferivi giustamente tu, è un fenomeno che implica delle libertà creative, quindi la gestione del proprio tempo. Se uno timbra il cartellino, diciamo, a casa dalle 8 alle 16 in un posto diverso da lavoro, ma fa la stessa cosa, il tempo sempre quello rimane. Allora, Nicola, io ti ringrazio, temi interessantissimi, sarei andato avanti all'infinito, ti ringrazio di essere stato qui e di aver presentato il vostro progetto, anche e soprattutto parlando di sport, che è veramente un plus per noi. Grazie a te, e chiudo semplicemente dicendo, perché abbiamo parlato della nostra squadra, non abbiamo parlato di tutti gli atleti che ne fanno parte, ne cito altri due. Uno è René De Silvestro, per il semplice fatto che lui è diciamo locale, diciamo, è di San Vito, è un atleta paralimpico fortissimo e sta facendo una stagione straordinaria. E due, segnatevi questo nome, Zrinka Ljutic. Ha appena compiuto 17 anni, è formidabile e sentirete parlare di lei. Ci fidiamo ciecamente e guarda, mi permetto anche di darti un consiglio per gli acquisti, come facevano una volta in televisione, sicuramente lo conoscerai, abbiamo appena raccontato, ed è la storia con la quale vi lasciamo, la storia di Filip Zubcic. Ti invito, Nicola, a guardarla, magari avete un nuovo profilo da cercare. Ma tra l'altro proprio grazie a Zrinka abbiamo conosciuto diciamo, degli esponenti della federazione croata e in particolare che seguono anche Filip. Sono persone davvero che hanno una grandissima passione per lo sci e uno spirito fantastico, sono dei grandi agonisti poi, con una grandissima determinazione davvero. È vero, con Zubo non si sbaglia. Grazie mille Nicola, la storia di Filip Zubcic. 4 milioni e mezzo di abitanti e l'orgoglio per sfidare nazioni infinitamente più grandi della loro. Non dovresti avere il diritto di competere contro i giganti alpini, oppure contro quelli americani. Non quando cresci in un paese che sta sul palmo di una mano, un paese che non ha neppure delle piste adeguate per allenare le discipline veloci, perché al massimo ci puoi trovare soltanto i tracciati adatti allo slalom e al Super G. Eppure, invece, i croati ce la fanno lo stesso. Il mondo dello sci è come quello della Formula 1. Non esiste un monte senza storia. Non esiste una pista che non sia unica, che non sia la preferita di qualcuno e la più odiata da qualcun altro. Sono tutte quante indistintamente popolate di leggende e di fantasmi in egual misura. Di tutte, tutti ricordano tutto. Ogni cancelletto, ogni traguardo, ogni orizzonte innevato ha una forma tutta sua, che gli atleti conoscono, aspettano, temono. Sono le piste ad essere le protagoniste, non gli sciatori. Gli sciatori girano il pianeta alla ricerca di un pretesto per mostrare a chi è rimasto sul divano di casa la bellezza di una montagna, che è emersa dal mare magari a migliaia di chilometri dalla loro casa. Kitzbühel, la Stelvio, l'Olimpia delle Tofane, una grandezza che sopravviverà sempre a chi ha partecipato a renderla grande e famosa. Oltre alle guerre, le carestie, i cambi di governo o di dittatore, la montagna resta. Il resto, invece, con il tempo muore.
Ecco, in Croazia, di queste montagne qui, di quelle che da sole riempiono il cielo, non ce ne sono. Neanche una. Eppure i figli della Croazia si appoggiano sugli sci, sulle spalle e partono lo stesso, perché nessuno eguaglia la tempra del loro spirito. Nessuno al mondo, nessuno con la stessa fierezza. Il loro senso di appartenenza è tale e tanto forte da spingerli a lavorare più degli altri. Sembra una frase banale, lavorare più degli altri. È una frase banale e lo dicono tutti. Lo dicono tutti, è vero, ma i croati lo fanno sul serio e tutti nel circuito lo riconoscono. Nessuno spinge quanto loro. Nessuno abbraccia i limiti e la fatica come fanno i croati. Il loro obiettivo è quello di lavorare così duramente da far sembrare il giorno di una gara come se fosse un day off. Così duramente da far sembrare i 2 minuti di gara come la cosa meno faticosa di tutta la settimana di lavoro. Finalmente un giorno in cui non farò fatica. È un sentimento condiviso, come un ricordo comune, che hanno tutti loro e che non serve neppure raccontarsi a vicenda. Lo sai tu che lo so anche io, e agli altri resta solo di guardarlo. Un ricordo di fatica, un ricordo di gioventù e soprattutto un ricordo di viaggi. Un ricordo di chilometri, tanti, tantissimi, fatti per andare lontano. È un momento identico nella vita di tutti i bambini, che solo tutti gli sciatori croati conoscono. Attraversa la mente di tutti i loro sportivi e li rende come una comunità, che celebra gioie ed esorcizza le sconfitte con la stessa sacralità. Tutti i croati sono fratelli, di sangue e di corpo, di mente e di spirito. Lo faccio per me e allo stesso tempo lo faccio per tutti. Questo Filip Zubčić lo dice sempre. E l'ha detto anche 2 giorni fa, quando ha portato i suoi 4 milioni di fratelli croati sul podio mondiale nel gigante parallelo. Ma questa retorica non è una novità per Zubo. È sempre stato così. La cosa che ricorda di più del suo primo podio in carriera, per esempio, e che racconta sempre ai microfoni di tutte le televisioni del mondo, non è stata l'adrenalina del traguardo, oppure la gioia di sapere di aver vinto, ma il dispiacere per non aver potuto portare la sua bandiera con lui durante la premiazione. Il cerimoniale non lo permette e non lo permetteva neppure in Giappone, dove ha vinto la sua prima gara e dove è saltato giù dal gradino più alto di corsa, appena gli è stato concesso di farlo, per correre ad avvolgersi nel tessuto della bandiera e delle braccia della sua squadra. Desiderare così ardentemente qualcosa, per sé e per gli altri, lo rende quasi marmoreo, mitico, lo rende quasi religioso. Per quello, forse, che quando Zubo ha avuto la matematica certezza di aver vinto lo slalom gigante di Naeba, ha sentito dentro un miscuglio inestricabile di gioia, sì, ma anche di sollievo. Perché rappresentare tutti i croati è un peso e anche una responsabilità. Quasi uno scopo, che ti senti addosso per via di quello che hai fatto per arrivare fino lì, che è molto di più di quello che fai una volta che lì ci sei arrivato per davvero. Il passato conta. Sono i suoi eroi a costruire la strada del presente. Ma, tra tutte, se c'è una gara che ha permesso per davvero a Filip Zubčić di capire che avrebbe potuto farcela nello sci dei grandi, che avrebbe potuto trovare il giusto equilibrio tra il peso dell'amore e la leggerezza che serve per sciare bene, è il gigante di Adelboden, che ha preceduto il trionfo giapponese di poco più di un mese fa. Stagione scorsa, quella del 2020, quella che ha messo Zubčić sulla mappa dei grandi del settore. Mesi che lo hanno fatto esplodere e che lo hanno condotto fino alla medaglia mondiale di Cortina di 2 giorni fa. In quella gara da Adelboden, comunque, Zubo era l'underdog per eccellenza, come sempre. Zubo era l'atleta su cui nessuno avrebbe mai scommesso i propri soldi, forse neppure i soldi degli altri. Partiva con il numero 20 e nessuno a parte suo padre si sarebbe mai aspettato una vittoria. Nessuno, neppure Zubčić stesso. Ma quando ha visto che era arrivato secondo, ha capito che a breve avrebbe finalmente vinto una gara. Ha capito che ce l'avrebbe fatta. Ne era certo, perché proprio in quell'istante ha percepito chiaramente di aver rotto un argine, come di aver spaccato qualcosa che aveva dentro e di aver capito qualcosa su se stesso e sullo sci. Prima di quel giorno, Zubčić si faceva sempre un sacco di domande prima di partire.
dopo quella gara, ha capito che tutta la sua attenzione doveva andare solo sulle cose semplici e che fino a quel giorno era stato lui il suo peggior nemico. Perché quando vieni da un paese piccolo e orgoglioso come la Croazia, se scendi nell'arena non sei mai da solo. Ti porti dietro il desiderio di emergere e di affermarsi di un popolo intero. Essere gli sfavoriti è nella natura della Croazia intera, è nella loro natura più profonda, è una legge matematica e la matematica governa tutte le cose, o quasi, perché a volte anche la matematica incontra qualcosa che ne ignora le regole e che finge di non capirne i meccanismi. Come quel bellissimo angolo di terra, porta tra due mondi, in cui vivono uomini e donne orgogliosi, che hanno la pretesa di competere con le grandi potenze dello sci mondiale, schierando la miseria di 4 milioni e mezzo di abitanti e nessuna possibilità logica di batterle. Filip Zubčić, grande sorpresa di questi mondiali, medaglia mondiale a Cortina. Per fortuna sua non lo sa, non conosce le leggi della matematica e con lui tutti i croati, che non le conoscono neppure loro. In questi 10 giorni abbondanti di mondiali a Cortina abbiamo descritto come pezzi d'arte tante delle discese dei nostri atleti, alcune anche oggi. Ricordiamo nuovamente oro in gigante a Lara Gutberami, seconda la Schifrin, terza la Liesberger. Oggi finalmente in studio abbiamo un pezzo d'arte vero, senza se e senza ma. Diamo il benvenuto a Francesca Romana Ghezze e questa sua opera d'arte. Benvenuta. Grazie. Allora Francesca, io sono, come ti dicevo poco fa, prima che partisse diciamo, la diretta, sono molto contento della tua presenza, di poter parlare di arte e sport, perché mi permette di tirare fuori uno dei miei cavalli di battaglia, quei dettagli che non conosce nessuno, quindi spero che perdonerai un minimo di introduzione. In pochi sanno che alle Olimpiadi estive, venivano premiati, c'erano le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo in arte, cioè fino al secondo dopoguerra si premiavano il miglior sonetto, la miglior scultura, il miglior dipinto, proprio come si premiava Jesse Owens sui 100 metri. Ed era un grande specchio, diciamo, della società dell'epoca. Non lo sa nessuno, la gente adesso si arrabbia quando si parla di nuovi sport olimpici come lo skateboard o la break dance che sarà a Parigi, come se fosse un attacco al potere. In realtà però lo sport nasce come espressione della società e l'arte ne è sicuramente una parte di talento e l'arte ne è sicuramente una forma. Ecco, quando tu pensi al dualismo sport-dualismo, al binomio, è una combinata. Sport, arte, quali sono i primi impulsi che ti vengono? Ma in realtà è sicuramente il talento, che in entrambe le circostanze deve esserci. È una cosa che mi colpisce dello sport insieme all'arte, ma sono in realtà diverse nell'espressione, è il colore. Comunque sono due rappresentazioni vivaci del talento e di immedesimazione, perché gli atleti sono comunque molto colorati, lo sport è colorato, forse c'è bisogno proprio di quel tipo di energia rispetto alla tinta, tra virgolette, il colore che ti può trasmettere, quindi divise, bandiere, acqua. È molto legato alla rappresentazione anche di estetica, al di là della forza chiaramente che c'è nello sport, nel sacrificio e che può esserci chiaramente nell'arte e nell'espressione. Io, come capita 9 volte su 10, preparo delle domande e poi le butto fuori dalla porta perché me ne vengono di altre che credo essere più interessanti. Io non ho preparato le risposte, per cui esco dalla porta diretta. Perfetto. No, un tema, questo dualismo, che mi ripeto non è un dualismo, questo binomio o paragone, diciamo, tra l'atleta e l'artista, mi fa sorgere un dubbio, una domanda che faccio a chi è artista. L'atleta comunque ha un percorso quasi predefinito. Nel momento in cui si riconosce un talento, lui deve fare dei passaggi obbligati. No, ma anche nella costruzione. Nel momento in cui si riconosce in un bambino un talento, per portarlo ad alto livello, su quel talento ci sono una serie di strutture che vanno messe su, tot di ore di allenamento, tot qualità tecniche, proprio delle basi. Mentre invece, nella mia percezione, che sicuramente è fallace, nel mondo artistico c'è anche più spazio per il genio puro, che esce dai canoni già in partenza, o sbaglio? Sì, devi fare comunque esperienza perché devi provare. In realtà ti puoi anche avvilire perché non è che viene naturale, cioè puoi avere un istinto
È naturale, però devi avere molta concentrazione, osservare e rimanere attento dal punto di vista tecnico, perché altrimenti rimani, tra virgolette, incartato in una ripetitività e le idee non si muovono più, per cui devi mantenere nell'osservazione, nello stare attento. Quindi non si è sentito assolutamente niente. No, si è sentito ma basso, quindi ma meglio. Tanto qui siamo all'improvvisazione, questo è jazz, quindi va non bene, preoccupate. ma questo va benissimo. Di sperimentare, e lo fai chiaramente con una predisposizione che ha l'atleta, e quindi in realtà ti devi allenare anche in questo. Non hai il coach come un atleta, puoi avere un maestro chiaramente che ti aiuta o che ti può svezzare, se vogliamo, però devi stare molto concentrato comunque, non col sacrificio che fa un atleta. No, cioè, è sicuramente uno sforzo Non col diverso. sacrificio, perché sei libero e comunque hai modo di assorbire il mondo con i tuoi occhi e tutte le belle storie sull'essere artista. E non è perché non sia così, è così. Però non sei pressato come è pressato un atleta. Beh, ma Non hai il cronometro, non hai la prestazione, ce Certo. l'hai la prestazione, ma non Beh, tempo. Certo, ma lo sforzo mentale non è meno impegnativo numeri. dello sforzo fisico. Questo mi porta a un'altra riflessione. C'è una sindrome che io la chiamo sindrome sbagliando, tutto un mio neologismo. La sindrome dell'atleta, no? Ed è quella percezione per cui un atleta dal livello più alto al livello più basso, cioè dalla parrocchia ai ragazzi che vediamo qui ai mondiali, quando inizia la loro performance, l'atleta ha questa sensazione che tutto il mondo stia guardando solo lui. Anche se poi in realtà quando sei sugli spalti sai che non è così, perché lo spettatore guarda tutto. Questo succede perché ovviamente c'è una parte di diciamo affermazione di quello che si fa che si vede riflessa negli occhi degli altri. Per l'artista come funziona? Beh, ma c'è l'ansia da prestazione, nel senso è questo, quella che ho io qui in questo momento, perché sto facendo vedere un quadro e sto parlando di questo quadro, o nel momento in cui qualcuno lo può giudicare, apprezzare o meno. Chiaro che lì ce l'hai dal vivo perché hai un risultato immediato c'è la grinta del cronometro, del numero, ma hai la stessa emozione, hai quello spavento o comunque l'attesa di un risultato, perché ci metti il tuo allenamento, le tue prove, i tuoi sbagli, i tuoi malumori. Certo, i momenti no, No. le volte in cui vorresti tirar giù tutto e ripartire. Tutto. Certo, e nello specifico caso tuo, come funziona il tuo processo creativo? Ognuno ha il proprio per scrivere, per comporre, quindi immagino anche per dipingere in questo caso. Come funziona il tuo processo creativo? Si parte dall'idea, si parte dallo studio, si parte dalla folgorazione notturna? Capita, è un misto, non c'è folgorazione proprio notturna, ma c'è osservo e in un certo momento vedo una cosa che mi piace e non necessariamente quella cosa è quella giusta, ma è una cosa che mi colpisce e ho voglia di provare. Poi chiaramente esiste anche su commissione, per cui in quei casi devi proprio spremerti e allora ragionare, Adeguarti. sì, totalmente, per cui non è solo una questione di, alle volte sei anche ispirato in quel caso, ma allora lì è ricerca, si scambiano in realtà le posizioni, una volta ricerchi perché devi e una volta ricerchi perché vuoi capire meglio. Io, italiano che vive in Italia, abbiamo l'80% del patrimonio UNESCO mal contato, però lo prendiamo per vero, quindi diciamo che tra musei, pinacoteche se ne vedono tanti, Sì. però non mi è mai capitato di poter chiedere all'artista se mi può descrivere la sua opera e quello che aveva in mente. In che senso? No, dal punto di vista proprio emotivo, cioè qual è stata la genesi di quest'opera per in te? realtà perché Cortina e lo sci mi appartengono. Io sono di Cortina, vivo da tantissimi anni a Roma, per cui ho avuto voglia di raccontare una storia che riguarda tutti quanti noi, legata a un evento. Per il lavoro che faccio, per cui chiaramente l'espressione era quella artistica, comunque lavorando anche altri materiali, e ho voluto provare con la pittura in maniera un po' più, tra virgolette, mirata, perché comunque lavoro ferro, legno, in bottega, vera bottega, abbinando altri materiali, tra cui pittura. In questo caso invece è solo pittura e solo quindi espressione visiva, e nasce dall'affetto, cioè proprio ho fatto anche altri lavori
a tema montagna, a tema cortina, lo scoiattolo di Swarovski, uno sciatore delle Olimpiadi di ferro, perché mi fa piacere. Poi è capitato questo e poi è capitato di incontrare un amico e è andata avanti. Mi permetto una domanda un po' più personale perché mi sembra che le tue risposte me lo permettano. Questo tuo rapporto con la città, col luogo, con le montagne, che cosa provi adesso nel vedere l'estasi degli atleti e le loro gesta fisicamente a Cortina per un evento gigante, tanto atteso, cioè il momento che sapore ha per te? È bellissimo, ma a me dispiace tantissimo che ci sia il Covid perché sarebbe una festa gigantesca e questo è veramente un peccato. Uno sforzo enorme, ho visto. Poi chiaramente gli atleti, c'è un prestigio di Cortina, come dire Cortina è Cortina, come dire Sanremo è Sanremo, cioè Siamo anche in aria, quindi più o meno, ecco, sono a tema. Ma è prestigio, è bellezza, sono piste bellissime, c'è un riconoscimento comunque anche internazionale perché è famosa nel mondo in tutti i sensi, per cui sono straorgogliosa. Mi dispiace solo che il Covid abbia limitato questa festa. sicuramente. Chiudo con una domanda personale che è un po' una curiosità perché proprio perché sono curioso del processo creativo, Sì. su che cosa stai lavorando, c'è qualcosa che bolle in pentola, perché immagino che sia un processo. Sì, è comunque sempre legato ad eventi sportivi e pittura, per cui il discorso... Proseguirà in Sì, quell'ottica. sì, sono in quella direzione. Va bene Francesca, io ti ringrazio moltissimo di essere Grazie a stata te. con noi e grazie, questo non posso tenerlo presumo. No, credo di no. Peccato, c'è uno spazietto in Questo camera. è donato al comune. Ok, peccato, però mi prenoto per il prossimo perché avevo uno spazietto in camera che era Piccolino, perfetto. Grazie di essere venuta e in tema di opere d'arte salutiamo te e i nostri spettatori raccontandovi la storia di una vera e propria opera d'arte che non poteva essere altrimenti e questa è la storia, ve l'abbiamo promessa in questi giorni, ve l'abbiamo sempre fatta annusare mai messa lì, questa è la storia di Michaela Schifrin. Michaela Schifrin è un oceano di cose. Una campionessa enorme ed è impossibile pretendere di parlare di lei in maniera completa, esaustiva, perché qualcosa resterà sempre e comunque fuori. La coperta è, a prescindere, troppo corta. Le origini, le invenzioni, la musica, la famiglia, le gare, i record. Da qualche parte si sbatte la testa e non la si riaggiusta più. Allora è meglio prendere un pezzo della narrativa, farselo raccontare, interiorizzarlo, digerirlo e poi raccontarlo. Perché anche solo un angolo di un atleta così è una benedizione. E il fatto che siano state le sue stesse parole a parlarne vale anche più del doppio. Parole che ci hanno ricondotto all'inizio di questa stagione. Una stagione che qui a Cortina si è sublimata in medaglie, titoli e festeggiamenti, ma che per lei era iniziata nelle incognite dei dubbi. E nulla sa ferire un campione quanto il dubbio. Tornare al massimo livello in gara è stato molto emozionante, soprattutto in uno slalom gigante. Perché sciare al livello che ti viene richiesto per vincere è sempre un'impresa durissima. E a inizio stagione, Michaela si sentiva come ancora se avesse una rincorsa da fare a qualcosa o a qualcuno sulla strada della propria carriera. Nell'estate scorsa ha provato 5 paia di sci, in totale. Potranno anche sembrare tanti, ma credetemi, non lo sono. Di solito gli atleti iniziano la stagione con almeno 20 paia pronti all'uso, per ogni tipo di pista e di neve. L'estate scorsa però, come tanti altri atleti, anche la migliore di sempre, non ha avuto modo di sciare in condizioni neppure lontanamente simili a quelle che avrebbe poi affrontato sui tracciati della Coppa del Mondo e del nostro Mondiale di Cortina. Hanno preso quel che di buono si poteva prendere, pensando che quando poi sarebbero arrivati in Europa avrebbero potuto avvicinare le gare in una maniera più tradizionale. Poi è arrivato Sölden. Sölden che forse è arrivato troppo presto. Michaela sapeva di non essere ancora pronta, di avere moltissimo lavoro da fare per raggiungere il livello delle altre. E un infortunio alla schiena non ha fatto altro che farla sentire come se stesse continuando a cadere all'indietro, perdendo terreno dalle avversarie migliori e soprattutto dalla miglior versione di se stessa, che nel suo caso è un metro di paragone felice e anche crudelissimo. Ci è voluta tanta pazienza e sacrificio per ricominciare da capo, per ricostruire da capo il loro modo di lavorare. È tornata ad allenarsi con il suo team, finalmente, ogni giorno, cosa che in estate non era stata possibile.
e hanno ricominciato quasi da zero a testare i materiali e a mettere nelle gambe tante ore di fatica. Solo allora, solo in quel momento, nei giorni di avvicinamento alla tappa di Courchevel, ha finalmente percepito che si stavano muovendo nella giusta direzione. Per quanto tu possa prepararti sotto ogni punto di vista, nulla potrà mai simulare per davvero quello che si sente in una gara. Perché la gara è un mondo a sé, completamente diversa da qualunque altra cosa. È davvero l'ultimo step della strada, a cui puoi dare un'aggiustata solo quando il resto funziona già alla perfezione. Per Michaela è proprio una questione di feeling, di sensazioni e di energie mentali, che vanno gestite e comprese, capite. È un equilibrio delicato, sfiancante, che ti brucia la giornata come se il tempo andasse al rallentatore. Bisogna riuscire a comprimere tutta l'energia che si ha dentro in 1 minuto e mezzo la mattina e poi, se la prima manche è andata bene, in un altro 1 minuto e mezzo nel pomeriggio. Le restanti 12 ore, quelle in mezzo, sono solo attesa, con il desiderio di andare in pista e l'impossibilità di farlo. È decisamente più faticoso un giorno così di quanto non sia invece fare un giorno intero di allenamenti anche durissimi in cui continui a salire e a scendere dalla montagna. È una fatica diversa, più complicata, decisamente meno liberatoria. Nel primo giorno di gare a Courchevel, gli sciatori hanno trovato condizioni dure e in entrambe le manche Michaela ha sentito che le mancava ancora qualcosina per essere al suo livello. La capacità di percepire fino in fondo quello che stava facendo mentre lo stava facendo. La perfetta consapevolezza anche dei dettagli più piccoli, degli aggiustamenti da fare in corso d'opera mentre sei in gara, curva dopo curva. Michaela quel giorno si è sentita distante, non pronta a fare top to bottom con il pieno controllo, da cima a fondo. Ma nella seconda gara, con condizioni diverse che forse le piacciono di più, quasi stupendo se stessa, è stata travolta dai pensieri positivi proprio al momento giusto. Un'attitudine alla luce, al lato positivo delle cose, che è durata tutta la gara e che le ha permesso di pensare mentre sciava. Pensare durante la gara con naturalezza, una comprensione immediata di quello che stava facendo. È stato quasi un ritorno al passato, grazie al quale ha sentito di avere il giusto mix tra velocità e linea, dall'inizio fino alla linea del traguardo. Tornare in alto per lei è stato bello a inizio stagione, ma lei sapeva che questo sarebbe stato solo il primo passo di un percorso lungo e pieno di insidie. Molti le hanno detto "Oh, you're back!" e lei, campionessa umile quant'altri mai, pensava "I'm not back!" Oggi è stato oggi, domani sarà domani e il giorno dopo sarà diverso ancora. Aver vinto una gara non significa che le vincerà tutte sempre. Non era così prima che inanellava record e non è così neppure oggi. Quando la gente guarda la sua carriera, spesso vede solo i grandi numeri e pensa che vincere sia ovvio, sia scontato. Ma ogni volta che vinci, definisci uno standard nuovo e porti l'asticella un po' più in su. Partecipi a creare la miglior maniera di fare le cose, dentro e fuori dalla pista, descrivendo così un percorso che le altre poi possono guardare, cercare di copiare, imitare. Mentre se tu sei in cima, sei tu stessa a migliorare le altre. È come se scrivessi un libro che tutte possono consultare, mentre per te non esistono guidelines, non esistono manuali. Quello che esiste è soltanto una dose extra di stress, che ti porta a chiederti «Ma starò facendo le cose giuste?» E allora ecco che un giorno ti riposi invece che allenarti, oppure viceversa, e ti ritrovi 2 settimane più tardi a sentire il peso di quella scelta durante un allenamento. Effetto palla di neve, snowball effect lo chiamano, e te ne penti. La verità è che una buona giornata non cancella i rischi, le incognite e le paure che affronti in quanto sciatrice, né tantomeno alleggerisce il carico di lavoro che ti serve per restare in alto. Oh, now she's back, è tornata. È superficiale pensarlo, perché solo chi lo ha vissuto sulla propria pelle o ha visto i momenti difficili da vicino può sapere con precisione quanto costa e quanto vale fare un risultato. Si pensa che la gara sia il momento glamour della vita dello sciatore. Lo è, ma allo stesso tempo non lo è,
Perché quasi 70 vittorie, se le metti in fila, saranno poco più di 1 ora e mezza della vita di Micaela, in cui di certo ha sciato molto molto bene. Ma 1 ora e mezza è nulla se messa a confronto col tempo che lei ha passato e passa tuttora sugli sci. E di quel tempo è troppo facile dimenticarsene. Nello sci le variabili sono infinite e devono essere gestite. Cambiano le ondulazioni, cambiano il vento e il sole, cambiano la neve e il tracciato. E all'inizio di questa stagione, la migliore di sempre, Micaela, si sentiva come se dovesse imparare da capo come si compete in ognuna di queste condizioni. Ogni giorno ripartiva e ricominciava da capo, come se stesse tornando a scuola. Certo, è stato bello tornare a vincere la prima gara dopo tanto tempo, come un abbraccio collettivo, fatto un po' di gioia e un po' di sollievo. Anche il sollievo è un tema importante, lei è sempre stata così. Maggiore è la pressione che sente e maggiore è il sollievo dopo un buon risultato raggiunto. Questo non sembra essere cambiato neanche oggi, con la sua nuova tranquillità, e forse non cambierà mai. Raramente Micaela Shiffrin si sente felice quando finisce una gara. Ci sono troppe emozioni e troppe cose che succedono appena passi la linea, ed è impossibile processarle al volo, o almeno processarle veloci a sufficienza per esserne semplicemente contenta. La domanda che le fanno è "How do you feel?", come ti senti? Ed è difficile rispondere alla domanda che tutti vogliono farti dopo una vittoria. Lei a volte vorrebbe scrollare le spalle e dire "non lo so". Nello sport la felicità è un privilegio che dura un attimo, un momento solo. Sono piccoli secondi di lucida gioia che si provano nel dipingere una curva perfetta durante una manche. Oppure momenti che lei vive quando scia da sola, senza un pettorale addosso, e mentre lo fa ripensa ad una bella gara. Istanti solo suoi, non di tutti, vissuti lontano dalla luce dei riflettori. Perché la luce dei riflettori illumina, ma se ti avvicini troppo può anche scottare. E Micaela, stella di prima grandezza, sta ancora imparando come mantenere l'equilibrio tra quello che è soltanto suo e quello che è suo, ma che è anche di tutti gli altri. La cultura europea, per certi versi, è più salutare, diversa da quella che hanno negli States. Le ragazze europee dividono la vita privata e quella sportiva in maniera netta. Fanno quello che devono fare, poi mettono giù il telefono e vanno a fare la loro vita. Per Micaela Shiffrin è sempre stato più difficile, perché lei vuole proteggere quello che le è caro, ma allo stesso tempo è anche così enormemente grata di avere la possibilità e la responsabilità di raccontare quello che le sciatrici fanno e quello che le sciatrici sono. Soprattutto, ci ha detto, in un anno come questo. Quanto è speciale essere qui, a competere ai mondiali, a raccontare lo sci e le loro storie mentre il mondo è in stand-by. Mentre una pandemia isola le persone dentro le loro case, il nostro sport è condivisione. Il prezzo da pagare per questo è più che accettabile, costa solo un sorriso, pur sapendo che tra l'atleta e la persona non ci sarà mai una piena comunione. È una lotta costante, dove rischi di cadere da una delle due parti e di restarci per sempre. Non c'è una linea netta che separa persona e atleta. Ci sono soltanto cose che ti sanno riportare con i piedi per terra, come la famiglia, gli amici o una sciata che fai quando non c'è nessuno che ti sta guardando. Non sei un atleta oggi e una donna domani, sei entrambe le cose sempre. Ma è un dato di fatto che quando una in particolare prevale sull'altra, allora tu ti senta più felice. E oggi questo basta. Questo basta a farla sentire bene, basta a farla sentire al posto giusto, a prescindere dai risultati e dai successi, che comunque sono arrivati. Basta a far sentire Micaela serena e a lavorare con il sorriso, cosciente che oggi è stato oggi, domani sarà domani e il giorno dopo sarà diverso ancora. Micaela Shiffrin, nuova regina di Cortina, in un crescendo che sa di vittoria personale, è arrivata qui, sulle Dolomiti, con la fame di chi vuole solo vincere, la pazienza di chi ne conosce la fatica richiesta e l'amor proprio di chi sa che nulla potrà mai valere quanto una sciata tutta sua, da sola mentre il mondo ha messo il televisore in stand-by.